Intanto qui a mia sinistra presento il dottor Ponzin, che è direttore sanitario della Banca degli Occhi, ma però poi parleremo, ciao Alda, parleremo dopo della Banca degli Occhi. Vi dico, per organizzazione dei lavori, siccome oggi è una giornata piena di attività, farò il mio intervento, vi lascio la parola per le domande, dopodiché passo la parola al dottor Ponzin e vi lascio al dottor Ponzin. Io passerei subito, ormai sono le 30, 12:30, quindi siamo giusti, passerei innanzitutto al bollettino. Sono 958.434 tamponi effettuati ad oggi, ci stiamo avvicinando al 1.000.000 di tamponi, sono esattamente 7.813 in più rispetto a ieri. Il numero dei positivi è 19.286, più 8. In isolamento 746, più 35. I ricoverati sono 192, dei quali 21 sono positivi. Dei 192, 21 sono positivi. Terapie intensive, scendiamo ancora, 10. Adesso non chiedetemi se sono 10 tutti negativizzati o il 9 più 1, perché non ve lo so dire oggi. Comunque 10 in terapia intensiva in tutto il Veneto. Immagino siano 9 più 1 comunque. Totali morti 2012. I morti in ospedale resta invariato, ma penso che basti il dato assoluto. I dimessi sono 3.583. I nati 89. Allora, a parte il fatto che volevo prima di tutto fare gli auguri alla signora Lucia Bertoncello di Laghi di Cittadella, che oggi compie 105 anni. Quindi veramente gli auguri di cuore alla signora Lucia Bertoncello, 105 anni oggi, veramente tanti auguri. Detto questo, due considerazioni prima di passare la parola a voi per le domande. Noi continuiamo a avere la preoccupazione della reinfezione. Peraltro oggi, se notate, abbiamo 5 ricoverati in più, 35 persone in isolamento in più, 8 positivi in più, dei 19.286 più 8, quindi 8 positivi in più, 35 isolati in più e 5 ricoverati in più. Tanto vi do uno spaccato dei famosi 8, c'è una coppia di Selvazzano di 80 e 65 anni. Il marito è stato ricoverato in malattie infettive, quindi uno dei ricoverati, ma è un Pauci sintomatico, vuol dire che ha sintomi lievissimi. Probabilmente in via prudenziale è stato ricoverato comunque in malattie infettive. Poi c'è una signora di 90 anni della casa di riposo di San Pio X di Cordignano. Qui c'è da dire che in questa casa di riposo c'è un focolaio attivo al quale ancora c'è, è rappresentato ancora da 3 positivi. Poi ci sono madre e figlio stranieri residenti a Vicenza di 24 anni e 3 mesi, che sono tutti e 2 positivi. Un ricoverato di 39 anni di Padova a malattie infettive, anche questo Pauci sintomatico, quindi sintomi lievi. E poi un signore di Bergamo di 72 anni e quindi è andato, tampone eseguito in ambito ospedaliero, quindi era un ricovero di cardiologia a Borgo Trento ed è risultato positivo. Perché vi dico questo? Perché la festa della liberazione non funziona. Io continuo a dirvelo, la sanità del Veneto ha consegnato un Veneto pressoché in ordine
dopo 3 mesi di lockdown, di attività, di terapie intensive, di malattie infettive, di terapie subintensive. Cioè, il mondo della sanità del Veneto ha riconsegnato la macchina tagliandata ai veneti. Saranno pezzi di virus, sarà che sono pezzi di RNA, sarà che c'è meno virulenza, sarà, però a differenza di febbraio-marzo, oggi abbiamo le spiagge piene. Oggi non c'è il freddo, c'è il caldo, quindi l'assembramento, l'aggregazione è qualcosa che naturalmente viene spontaneo. Io non ho nulla contro i comportamenti umani, ma ce l'ho nei confronti dei quali non rispettano neanche le minime regole, no? Sappiate che questi indicatori per me non sono buoni. 8 contagiati in più e 35 persone isolate in un Veneto che ha sempre fatto, come si può dire, le pulci alla partita del coronavirus, per me non sono un momento di vanto. Per carità, qualcuno dice statisticamente è un fatto isolato, ok, ma per me non sono, anche il fatto isolato in una condizione diciamo ottimale non ci deve stare. Io continuo a dire ai cittadini attenzione, perché lo sport nazionale di non portare più la mascherina, di viverla come la sfida quotidiana contro l'autorità che ti impone l'uso della mascherina, piuttosto che l'assembramento, me ne frego, perché l'assembramento non c'è problema, e sta aria di gioia, allora o è la quiete dopo la tempesta, uno dice boh, la tempesta è passata, però sapete, se invece siamo prima della tempesta, veramente ci stiamo predisponendo tutti per trovarla e mettersi nei guai. Voi immaginate solo se ci fosse una reinfezione, la contabilità che ci verrebbe dalla spiaggia in assembramento senza una minima regola, da piazza in assembramento o quant'altro. Avremmo trovato il sistema per veicolare il virus nel migliore dei modi. Siamo davanti a una bestia terribile. Questo virus è terribile. Io vi faccio sempre il solito logoro esempio di Venezia. Abbiamo avuto Vo, abbiamo avuto Dolo, abbiamo avuto Limena, ve le dico in successione i focolai iniziali. Poi è arrivato Venezia, tutti abbiamo detto, beh, a questo punto Venezia farà una strage, e se n'è andato senza neanche disturbare da Venezia, praticamente. Quindi è un virus che ha dei comportamenti incomprensibili. Dalla Cina ci arriva la notizia, dai paesi asiatici, adesso esattamente non so quale sia la località, che c'è una nuova formula, una variante del virus del pipistrello che dà sindrome influenzale nel maiale, che potrebbe essere un ospite intermedio a questo punto, che anche questa potrebbe essere trasmissibile all'uomo. Voi capite che qua c'è poco da scherzare. Allora, da un lato rispondo a quelli che fanno i catastrofisti, cioè dico che se avessimo dovuto tenere in lockdown tutti i cittadini, li avremmo semplicemente accompagnati in sicurezza al ritorno del virus autunnale, a meno che non avessimo programmato di non far più uscire i cittadini di casa. Dobbiamo cercare un punto di equilibrio. Io sono per il punto di equilibrio, questa è la fase della convivenza, però penso che in questa fase non siamo più nella fase 2, siamo entrati nella fase limbo, cioè andiamo avanti e andiamo indietro. Quindi inauguriamo questa nuova fase dove ognuno di noi deciderà se vuole andare allo schianto o cercare di salvare la propria vita e quella degli altri cittadini, perché la fase della convivenza ormai l'abbiamo vissuta, è iniziata il 18 maggio, finisce con oggi, perché oggi con 8 positivi in più, 35 isolati e i ricoveri, dico che bisogna aprire un piccolo warning. Magari sarà inutile, però io non è che sto puntando, come fa qualche scienziato a livello nazionale, che tanto se la spari grossa sul pericolo, se va male hai avuto ragione, se va bene nessuno si ricorda di te, perché quando c'è la festa chi è che si ricorda? Io dico semplicemente con l'obbligo dell'obiettività, di non diffondere allarmismi, perché in questa condizione epidemiologica non è il caso di diffondere allarmismi, però di dire ai cittadini fate attenzione. Vedo che si rinizia a stringere le mani, evitatelo, si rinizia a stringere le mani in un paese nel quale il contatto fisico è fondamentale, evitatelo, continuate a disinfettarvi le mani. Voglio anche ricordarvi che il virus, almeno ce l'hanno detto questo, no? Vive anche sulle superfici,
quindi non ha solo un veicolo biologico, può avere anche un veicolo assettico, non è assettico, ma diciamo non naturale, che può essere una lastra di marmo piuttosto che un piano di legno, e quindi o un packaging di una confezione di un regalo, di un prodotto che comprate. Quindi attenzione a questo, igienizzazione, evitiamo di ripristinare la stretta di mano ancora per un po', la mascherina nei luoghi chiusi e negli assembramenti, e poi ovviamente il distanziamento sociale. Questo è l'ABC. Se torniamo indietro, per carità, noi stiamo preparando un piano, vi anticipo già che il piano io contavo di darvelo per metà luglio, ve lo darò a fine luglio, non perché non siamo in grado di darvelo prima, perché lo vogliamo anche tarare meglio. Ma il piano sicuramente ci permetterà di dire che abbiamo un migliaio di terapie intensive, che avremo 400 postazioni di subintensive e tutte ste robe. Però vorrei ricordarvi che il piano è come dire: fai uscire i carri armati dai magazzini perché è ora di sparare. Io vorrei lasciarli i carri armati e metterci il mazzo di fiori nel cannone. Quindi non vorrei che qualcuno pensasse che questa diventi una partita tutta di natura, prendo un po' di antibiotici, prendo un po' di antivirali e me ne sto un po' a casa. Non è così. Di coronavirus si muore, abbiamo 2014 persone che sono defunte e non sono tutte anziani, fermo restando che gli anziani hanno più diritto degli altri di vivere, perché non capisco anche sta visione di dire che riguarda gli anziani. L'età media dei nostri defunti in Veneto, deceduti in Veneto, è di 82 anni, però è pur vero che abbiamo avuto anche persone molto giovani che sono morte. Per cui questa è la preghiera che faccio ai veneti. Diciamo che nessuno di noi ha alibi, lo possiamo dire? Nessuno di noi ha alibi. Non è che se domani mattina torna o torna fra un mese, piove governo ladro. No, perché se tutti noi ci fossimo comportati in maniera corretta, non torna. Allora, abbiamo visto che il virus corre spedito. Immaginate un ciclista nella pianura, va velocissimo con la sua bicicletta, ha iniziato le scalate, quindi i Gran Premi di montagna non ce la fa più, ma noi non possiamo fare come il pubblico che va a spingere il ciclista mentre tira a fiato lungo, no? Spingerlo perché ce la faccia arrivare al Gran Premio di montagna. Il virus non va aiutato e ci sono dei cittadini che lo stanno aiutando. Sarà anche spompato, no? Ha perso virulenza, come si dice tecnicamente, ma c'è qualcheduno di noi che con comportamenti scorretti lo sta aiutando. Guardate, ed ho chiuso, a me inquieta che ci siano cittadini che mi chiedono quando potranno non portare più la mascherina, ma non è che me lo dicono per dire perché sarà finita, è perché è una rotta di palla la mascherina, è sicuramente una rotta di scatole la mascherina, sicuramente con il caldo è ancora peggio, penso anche a chi deve lavorare con la mascherina, ma non è un vezzo, no? Non è una coercizione, è una necessità. È un salvavita, se lo si vuole capire bene, se no la contabilità la faremo alle porte dell'ospedale. Io non ho altro da aggiungere, prego. Rosato, Prigioni, Marchiori. Buongiorno Presidente. Ciao. Ecco, immagino che lei abbia avuto come mattina un'interlocuzione anche con le autorità sanitarie. Comprensibilmente lei invita a prudenza rispetto delle regole, ci mancherebbe altro, ma insomma l'analisi che l'autorità sanitaria fa di questo incremento è un'analisi preoccupata, cioè è un piccolo segno più fisiologico che ci sta dopo tante settimane di flessione e comunque in un ambito di flessione generalizzata, oppure è una spia che qualcosa davvero non va? Ma guarda, io ho voluto questa mattina vedere i focolai, perché tu vedi 8 nuovi contagiati, ho detto se sono 8 ragazzi sotto i 40 anni gli chiamo io, gli chiedo se sono andati in spiaggia, perché vorrei capirlo. Non siamo in questa condizione, c'è un ragazzo di 39 anni, il resto sono persone adulte che immagino che non abbiano fatto movide o altre robe. Sono focolai anche comprensibili, no? I due anziani 80 anni e 65, la mamma di 23 col bimbo di 3 mesi, scusate, il cittadino doveva ricoverarsi alla nostra cardiologia di Borgo Trento
e lo abbiamo beccato con il tampone d'ingresso, ma è un bergamasco, e poi l'RSA di Cordignano. Quindi se dovessi guardare le provenienze dei nuovi contagiati, vi dico che siamo quasi in ordinaria amministrazione. Però, anche se da un punto di vista epidemiologico oggi possiamo dire che la situazione è tranquilla, io non lo sono da un punto di vista programmatorio, perché devo prendere atto che il virus c'è, e quando trovo un bimbo di 3 mesi positivo, capite che qualche quesito me lo pongo, no? E una mamma di 23 anni che è positiva. Poi potremo discutere sul contesto, le frequentazioni eccetera, tant'è vero che abbiamo isolato 34 persone. E io dico, guardate, siamo passati a 135 focolai a 22 di oggi, adesso sono 23 col nuovo focolaio, 23 o 24, non ve lo so dire. Facciamo in modo di non abbassare la guardia e di avere certezza del fatto che il virus c'è, dobbiamo ragionare così. Allora, se tu mi chiedi, oggi siamo in allerta, noi non abbiamo mai abbassato la guardia, tanto è vero che la macchina sta continuando a funzionare. Cioè, se voi considerate che ogni giorno vi do un resoconto di almeno 10.000 tamponi, il che vuol dire che ogni giorno ci sono 10.000 operazioni a carico di qualche cittadino. Noi il piano di sanità pubblica non lo abbiamo interrotto, vi ricordate che vi dicevo, anche se sembra finita, noi non interrompiamo. Saremo più performanti a isolare focolai, questo è poco ma sicuro, ci aiutano anche le nuove scoperte. Pensate il pooling, oggi il pooling ci permette di fare un sacco di tamponi che prima non riuscivamo a fare. Però io sono preoccupato. Allora, questo lo considero un warning, no? Un segnale del fatto che non bisogna prenderla troppo sotto gamba. Sono anche preoccupato, adesso io capisco, ma però da un punto di vista epidemiologico vanno dette queste robe, visto che qualcuno ha cercato magari la polemichetta con le badanti. Noi sappiamo che ci sono diversi sistemi sanitari nel mondo, no? Non sto distinguendo il nord e il sud del mondo o l'est o l'ovest, dico che al sud del mondo c'è il sistema sudafricano che funziona magari, no? Quindi non posso dire che in Africa non funzioni. Ci sono delle realtà dove funziona e altre dove non funziona. Anche in Europa ci sono realtà dove funziona, dove non funziona. Stati Uniti, stessa roba. Io però so qual è il nostro sistema sanitario. Ambirei che tutti quelli che vengono da altri sistemi sanitari abbiano lo stesso linguaggio. Ragazzi, abbiamo visto per quasi un mese il Brasile che ci diceva che aveva 6.000 contagiati. Io vi dicevo, ma come fanno ad avere 6.000 contagiati? A me questo mi inquieta. Allora, parlo con cittadini egiziani e di altre località del Nord Africa, mi dicono che lì è un problema. Vedo i dati ufficiali, non vedo numeri. E vi ricordo che lì noi non abbiamo neanche la quarantena obbligatoria, c'è bollino verde. Allora, io non ce l'ho con nessuno, che sia chiaro, mi conoscete. Però veramente un invito che faccio, non polemico, ma costruttivo, al governo e all'OMS, di verificare bene i sistemi di gestione del coronavirus e di lettura dei dati epidemiologici di tutti i paesi. Perché una comunità come nostra, che ha fatto praticamente un tampone ogni 5 abitanti, perché siamo ormai 1 milione di tamponi su 5 milioni di abitanti, ha titolo di dire mettere i puntini sulle i. Voi lo sapete che sono per le frontiere aperte. Sanitariamente parlando, io non ho mai detto qua da noi sono tutti ospiti graditi, sto parlando di frontiere sanitarie, però vorremmo anche avere tranquillità dall'OMS e dal Ministero della Salute che i paesi di provenienza siano paesi nei quali i tamponi si facciano testing e soprattutto ci siano dati ufficiali. Ci sono paesi nei quali non si fa neanche il bollettino, vi ricordo. Ecco, per quanto riguarda questa sua raccomandazione, come dire, sembra un po' difficile, nel senso che sentivo che secondo l'OMS, ad esempio in India, il numero dei decessi potrebbe essere da 10 a 100 volte superiore a quelli dichiarati. Bene, quali sono le indicazioni dell'OMS rispetto alle movimentazioni dei cittadini indiani nel mondo? Punto di domanda. L'OMS è l'ONU sanitario. Ho capito, qualcuno dovrà dirci qualcosa. Sarà mica il Veneto che parte
partiamo da Venezia e andiamo a dettare regole in giro per il mondo, no? E io non sono neanche, sono per l'ospitalità, ma se so che un cittadino viene da una zona che ha difficoltà, propongo un isolamento fiduciario e poi può girare tranquillo per il Veneto, ci mettiamo il sistema sanitario e tutto. Ma è un assurdo non preoccuparsi di questo. Però ecco, la domanda che volevo fare è questa. Lei non ha l'impressione che al di là degli appelli a un comportamento corretto, di fatto comportamenti anche palesemente insomma, poco corretti, semplicemente non vengono più sanzionati? E quindi quando si crea una situazione di impunità per cui ci si avvicina alle persone senza mascherina, il distanziamento non ci va da più nessuno, si fa tutto quello che si vuole e non succede mai nulla, Ma sì, guarda. è difficile, come dire, gli appelli... Sì, però allora, o siamo un popolo civile o non lo siamo, no? Perché, prego. Giusto perché era lo stesso tema, solo per questo Presidente, scusa, Prego, prego. Volevo fare lo stesso tema di Filippo, cioè faccio un parallelismo col casco, cioè è come se noi avessimo detto per anni agli italiani per favore mettete il casco perché sennò vi ammazzate, e probabilmente oggi non lo metterebbe ancora più nessuno per convincerli, così come le cinture di sicurezza, l'autorità che ha anche funzione educativa ha dovuto imporlo con le multe, quindi apprezzabile sicuramente il suo atteggiamento liberale, diciamo così, libertario, però se poi la gente non capisce forse bisogna sanzionare. Scusate se ho... No, ma io condivido la tua riflessione. Il tema è uno solo, che non spetta a noi il ruolo dei sanzionatori, perché noi non ce l'abbiamo, nel senso che il ruolo della sanzione è stabilita nelle ordinanze, però è un ruolo che comunque compete ad altri, no? alle forze di polizia. Io dico però che c'è anche da interrogarsi sul fatto che non possiamo rivendicare libertà se poi come cittadini, ognuno nel proprio intimo non riesce neanche a rispettare le regole minimali. Io ho mail e lettere tutti i giorni di cittadini che invocano le multe, questo è vero, saranno arrivate anche da voi, no? Foto e molti mi scrivono una frase che fa star male, mi scrivono: abbiamo fatto un sacco di sacrifici, perché chi si è chiuso in casa ha fatto un sacrificio per poi vederli buttati al vento da assembramenti che non sono necessari. Io penso che ci sia un punto di equilibrio, Marco, spero che lo si capisca fino in fondo, anche perché se torna una reinfezione, questo lo voglio sottolinearvelo bene, se torna la reinfezione torna pesante, perché noi abbiamo fatto di tutto per far andare il frullatore del virus, cioè non è che torna e dice beh, qua non c'è nessuno in giro, ce l'abbiamo, ormai c'è una condivisione, no? E questa è la preoccupazione. Prego. E allora Prigioni, Marchiori e Vanzà. Buongiorno. Ciao. I dati di oggi sono disattesi, quindi sono disattese le previsioni dell'algoritmo che il vostro algoritmo regionale, che invece indicava per fine giugno l'esaurimento dei contagi? No, guarda, il modello matematico conferma l'andamento, questo non è un dato, diciamo, è un dato che non è l'eccezione che conferma la regola. Però è pur vero che davanti a un virus che abbiamo visto come si comporta, cioè uno non è che può dire vabbè, non c'è problema. Io non vi so dire se da qui ai prossimi 10 giorni ci ritroveremo le code davanti agli ospedali, questo nessuno ve lo può dire, no? Penso che il rapporto che c'è sempre stato con voi e con i cittadini per vostro tramite sia sempre stato un rapporto di assoluta sincerità e trasparenza. Abbiamo sempre raccontato la situazione come un'istantanea, dopodiché domani è un altro giorno, ve l'ho detto anche ieri rispetto a questo, ma è un altro giorno da un punto di vista proprio epidemiologico, da un punto di vista sanitario. A proposito, domani si aprono alcune frontiere, alla luce di quello che ha segnalato prima, è pronto anche a firmare nuove ordinanze di provvedimenti proprio per un isolamento per chi arriva magari da paesi problematici o situazioni di questo tipo? Ma guardate, le regole di polizia sanitaria sono regole nazionali, dopodiché noi possiamo applicare delle regole più restrittive, però è pur vero che il tema delle quarantene è un tema che deve essere applicato in maniera uniforme in Italia, cioè è impensabile che il mio cittadino possa girare in tutta Italia e il cittadino che viene dal paese X fa la quarantena da me, non la fa, che so, in Emilia Romagna piuttosto che in Lazio. Potrebbe infettarmi il mio cittadino che va in Lazio, in Emilia Romagna in vacanza,
e quindi capite che le regole devono essere nazionali. E torno al discorso che vi ho detto prima, noi dobbiamo avere certezza dalla comunità scientifica e sanitaria a livello internazionale, perché io vedo delle tabelle su dei dati rapportati alla popolazione di alcuni paesi che sono inquietanti, nel senso che si capisce che non sono dati reali. Macchioli. Presidente, buongiorno. Ciao. 2 domande. La prima, come lei saprà, questa mattina qui fuori ci sono rappresentanti di 2 categorie, agenzie di viaggi Certo. e diplomati magistrali che chiedono una risposta alla Regione. La seconda riguarda una conferenza che è stata indetta dai 5 Stelle più tardi, nel primo pomeriggio, per quanto riguarda FAS. Dicono c'è una falda inquinata come un lago, la Regione tace e non c'è più l'emergenza Covid, dove sono finiti i controlli, che fine hanno fatto le bonifiche. Ma guardate, su questa farei rispondere l'assessore Bottacin, se lo sentite, perché non mi sembra proprio che la Regione tace, c'è un acquedotto che è in realizzazione. Insomma, guardate, evito di rispondere perché trovo corretto che risponda l'assessore Bottacin, così non do neanche la soddisfazione di avere una risposta a loro, perché mi sembra proprio inopportuno un attacco del genere. Comunque l'assessore è in grado di elencare tutte le attività che si sono fatte. E invece, per quanto riguarda le 2 categorie, le maestre, vi dico che segnalerò nuovamente la conferenza delle regioni, ma questo è un tema del governo. Insomma, ci troviamo tutti concordi sul fatto che non è un tema risolvibile a livello regionale. E fra l'altro un tema complicato, perché dietro c'è sentenze, c'è presa di posizione, eccetera. Giustamente, quantomeno, loro chiedono un'interlocuzione con il governo. E dall'altro, per quanto riguarda le categorie, ho incontrato anche le agenzie di viaggio, altra categoria che è in sofferenza rispetto a tutto quello che è accaduto, no? Perché il turismo, che è la prima industria in Veneto con 18 miliardi di fatturato, è un'industria che è in sofferenza. Stamattina si pensava a dei dati che sono assolutamente importanti. Stiamo pensando che si apriranno il 50% degli alberghi e avranno il 50% della capienza, del riempimento. Vuol dire un 25% di turisti in alberghiero rispetto a prima, se fosse così, perché 50% chiusi e del 50% aperti, metà coefficiente di riempimento, metà vuol dire che si va al 25% del flusso dell'anno scorso. E dall'altro l'assessore Canello questa mattina ha incontrato i loro rappresentanti delle agenzie di viaggio, li ho incontrati anch'io stamattina qui, ho risentito Canello, ho già sentito 2 volte stamattina, adesso l'ho invitato, anzi ci siamo accordati, farà un ulteriore incontro ufficiale anche per poter affrontare il tema in maniera, diciamo, come si dice, serena e trasparente. Perché poi io stamattina ho incontrato gli operatori, cioè quando si viene a dire ma quella regione ci dà il fondo perduto, sì, ma quella regione c'ha l'addizionale IRPEF da sempre, noi non ce l'abbiamo, cioè se per far bella figura dobbiamo mettere le tasse per poi restituirne un po', capite che non c'è elemento di paragone tra quello che abbiamo fatto noi in questi 10 anni e quello che hanno fatto le altre regioni. Noi non abbiamo mai applicato l'addizionale IRPEF, ti ho fatto l'esempio con i medici. Noi diamo 1.000 euro di premio a un medico, ma ne abbiamo già dati 4.850 non prelevandoli dalle tasse, a differenza delle altre regioni che danno 1.000 euro e ne hanno prelevati 4.850. Però vedo che è un concetto che è difficile da far passare. Manzano. Presidente, questa mamma di 24 anni e bambino di 3 mesi risultati positivi, ho detto stranieri, ma che vivono qui o che sono di passaggio? Beh, guarda, allora, sono nigeriani, faremo una verifica, perché anche qui cerchiamo di avere un approccio, non lo dico a voi, ma a quelli che fanno con il pelo e controppelo tutto quello che dico. Cioè il tema di dire nigeriani piuttosto fare una verifica non è che è un'ossessione razzista, è un fatto epidemiologico, perché se sono appena arrivati Questa è la domanda. vuol dire che se lo sono portati da casa, lo devo verificare. Perché è un dato che è assolutamente in controtendenza. Sì, è quello il dato. Si è raccontato la dottoressa D'Adalto quando diceva che è una malattia che colpisce soprattutto gli adulti e i bambini risultano non immuni. Ma è una mutazione del virus, non te lo so dire. Però sappiamo che il virus muta. Quando lo dicevo le prime volte ho visto che c'erano scienziati che dicevano che dicevo baggianate o cretinate, però vedo che adesso tutti dicono che il virus muta.
mi fa piacere. Non avete ancora parlato con gli esperti nostri veneti in questi due casi? No, la stiamo approfondendo, ho chiesto il dato stamattina. Io spero che siano cittadini magari tornati dalle vacanze o tornati da una visita a casa loro. Se si sono infettati qui bisognerà capire bene. Comunque i 34 isolamenti vanno in questa direzione, per capirci. Poi l'altra cosa, Presidente, lei diceva qualcosa, potremmo avere pur titolo di dirlo e di mettere i puntini su lei, visto che siamo una regione che sta facendo quasi un tampone su 5 abitanti e abbiamo come regione preso anche dei punteggi molto alti, parlo alle recenti pagelle sulla gestione dell'emergenza sanitaria. E quindi io le rifaccio una domanda che da giorni sta riempiendo le cronache politiche dei nostri giornali, cioè questo tentativo di togliere la sanità alle regioni e di accentrarla. No, ma una follia, cioè una follia, e penso che è una follia che coinvolge anche pochi, da quel che ho capito. E comunque se qualcuno vuole andare al Vedo in Veneto, io convoco il referendum e lo chiedo ai veneti se vogliono farsi curare da Roma o da Venezia. Poi se lo dicono, ma guardate, in tutti i sistemi, i modelli organizzati, usciamo dalle istituzioni, andiamo anche nel privato, non c'è nessun modello organizzato che allunga la catena decisionale, tutte accorciano la catena decisionale. Cioè, ve lo dico io per la difficoltà che già abbiamo noi a livello regionale di fare a ventaglio delle scelte veloci, immediate nelle diverse voci. Immaginate da un Ministero di Roma la catena di trasmissione dell'informazione prima che arrivi all'ospedale di Feltre, all'ospedale di Dolo o di Adria, che giro fa? Guardate che nelle emergenze bisogna essere presenti. E poi immaginate le caratteristiche diverse dei diversi territori. Altro aspetto non irrilevante, per cui io trovo una follia, a parte il fatto che è anche irrispettosa nei confronti dei padri costituenti e anche poco rispettosa della Costituzione. Tutta questa. Dopodiché, se questo governo, o meglio qualche suo esponente, decide di farlo, deve modificare la Costituzione, vi ricordo. Per questo è una contraddizione, nel senso che voi state, no, voi nel senso Veneto, Emilia Romagna, tutte le altre regioni che hanno iniziato il percorso di autonomia in base all'articolo 113 certo. della Costituzione, da un lato chiedi, dall'altro ti dicono no, togliamo. Ma sai, mancano, ormai sono passati quasi 1000 giorni dal referendum del 22 ottobre 2017. Se ancora non abbiamo l'autonomia vuol dire che qualche resistenza a Roma c'è. E quindi faccio appello anche ai veneti e a tutti coloro che fanno politica. Cominciamo a concentrarci su Roma e non sul Veneto, perché vedo un sacco di veneti che magari vanno a invocare l'autonomia e poi il problema sembra sempre che sia il problema di Venezia, di Zaia. Qui il problema è un altro, a Roma non ci danno risposte, addirittura propongono di toglierci la sanità. Cioè, però ripeto, se vogliono andare al Vedo io ci vado, col referendum. Bone. Sì, rapidissima. Presidente, Prego. questa ipotesi di tornare a fare i mondiali di sci nel 2021, di cui mi dicono starebbe parlando la FISI, è concreta? Sì. Ti vede d'accordo? No, come 2021? 2022? No, di tornare A tornare indietro? Sì. Guarda, allora io sono colui che ha sostenuto Roda, il presidente della FISI, e anche ovviamente Benetton, Alessandro, come presidente della fondazione, per tentare di spostarli al 2022. Però, apriti il cielo, mi ha scritto qualche albergatore, è una follia. Cioè, ma scusate, se torna un'infezione, secondo voi noi possiamo fare i mondiali a porte chiuse? Cioè, è come assicurarsi, no? È meglio il 2022 che ci dà più tranquillità o farlo subito il 2021, che per noi significa gennaio, quindi se c'è la reinfezione siamo nel pieno della battaglia. Cioè, c'è anche il rischio che ce li annullino i mondiali. E poi ci sono delle difficoltà a livello di calendario, Marco, internazionale, perché poi c'è tutto un incastro con le Olimpiadi e quindi anche quello è un problema. Io comunque, se si potessero portare al 2022, penso sia la soluzione migliore. Dopodiché Roda me ne ha parlato, mi dice che ci sono queste difficoltà, se ci tocca le faremo nel 2021. Altre domande? Cioè, vi ricordo che hanno annullato le Olimpiadi di Tokyo. Bene. Passo allora la parola al dottor Diego Ponzin, che è direttore sanitario della Banca degli Occhi. Io poi mi sono già scusato col dottor Ponzin e con i suoi compagni di viaggio,
perché andrò e devo tornare a Venezia. Però volevo dirvi una cosa, quando ho incontrato una settimana fa il dottor Ponzin, abbiamo parlato di un po' di attività della Banca degli Occhi, numero 1 a livello nazionale e tra le prime a livello internazionale, poi vi darà anche qualche dato, però abbiamo parlato di Banca degli Occhi, quindi trapianti e coronavirus, e ha delle informazioni, tanto sul fronte dell'efficienza che sono uniche, ma anche sul fronte del coronavirus e occhi e trapianti, che vale la pena di sapere anche cosa è accaduto. Passo la parola al dottor Ponzin, prego, e buon lavoro. Grazie. Grazie. Arrivederci. Buongiorno a tutti. Non è mica facile avere un chairman, avere come chairman il governatore della propria regione. Comunque approfitto di questa opportunità per darvi qualche informazione relativamente al nostro mondo, al mondo di Fondazione Banca degli Occhi, quindi al mondo dei trapianti di cornea. Vorrei subito partire grazie, con un'immagine che sostanzialmente è un grafico che prego. Ecco, perfetto. Che adesso vi spiego perché credo riassuma abbastanza bene quello che è successo nel mondo delle donazioni e dei trapianti in questo periodo assolutamente anomalo, surreale, sospeso, straordinario. Fondazione Banca degli Occhi, credo lo sappiate, credo sia noto, si occupa in collaborazione con la rete regionale per i trapianti del problema della donazione dei tessuti oculari per trapianto e del trapianto di cornea. Siamo diventati negli anni un istituto di riferimento nazionale. Vi ricordo che il Veneto, con le sue donazioni, risponde di più della metà dei trapianti di cornea che vengono fatti in Italia. Quindi in Italia, per esempio nel 2019, si sono fatti poco più di 6.000 trapianti, più di 3.000 sono stati eseguiti con cornee donate nella nostra regione o nella vicina Friuli Venezia Giulia, che collabora col nostro programma. Cosa è successo in questo periodo? Naturalmente, se vediamo la questione dal nostro punto di vista, il mondo dei trapianti è un mondo in cui noi dobbiamo cercare di restituire la vista, naturalmente assicurando l'assoluta sicurezza del trapianto, dell'atto chirurgico e naturalmente un trapianto di tessuto come un trapianto d'organo può veicolare degli agenti infettanti. Allora, dal momento del primo focolaio in Veneto, diciamo dalla fine di febbraio, ecco, da quando è cominciata così l'allerta, vi ricordo che sono state emesse almeno una 60 fra decreti, regolamenti, direttive regionali, quindi tutti i documenti che abbiamo dovuto studiare per essere in linea, ma 3 di questi documenti erano per noi particolarmente rilevanti perché erano documenti rilasciati dal Centro Nazionale Trapianti che stabiliva delle norme per aumentare la sicurezza nella selezione dei donatori che andavano al trapianto. L'effetto di queste norme lo vedete nella curva azzurra, che è quella riferita a quest'anno, al 2020. Queste sono settimane relative ai primi 5 mesi del 2020, paragonati ai primi 5 mesi del 2019. La curva azzurra è la curva di quest'anno, vedete la barra rossa è il primo caso, il primo focolaio a Vo, giusto per orientarci, e la barra nera 2 settimane dopo è l'inizio del lockdown. Vedete che le donazioni sono diminuite e sono diminuite diciamo circa del 25% in un arco di 5 mesi, proprio grazie alla implementazione di misure aggiuntive per la selezione dei tessuti oculari. Ci terrei però a farvi notare che sono diminuite ma non sono azzerate. Non sono azzerate anche se contestualmente negli ospedali in difficoltà e per ragioni organizzative e di sicurezza
venivano azzerate o comunque sospese le attività programmabili. E in quella fase anche il trapianto di cornea, che nella maggior parte dei casi non si effettua in urgenza, anche l'attività di trapianto di cornea è stata sospesa. Allora noi come Banca degli Occhi, che abbiamo il compito di raccogliere e distribuire, ci siamo trovati di fronte a un grande problema, perché la donazione è un atto gratuito e solidale e non può essere accesa e spenta a piacere, non è una fornitura che noi acquistiamo, no? Dall'altra parte non avevamo la possibilità di mandare i tessuti per i trapianti, perché il sistema regionale era impegnato nella cura dei pazienti Covid e perché erano state fatte delle scelte. Questo ha creato delle riflessioni importanti, ma ha creato anche delle decisioni importanti. La prima è che il Veneto, ed è stata la prima o fra le prime regioni, ha individuato all'interno dei propri ospedali dei percorsi Covid-free. Su questo vorrei ringraziare in particolare ULS3, il direttore Giuseppe Dalbè, che ci ha permesso di delineare dei percorsi attraverso i quali potevamo ricoverare ed effettuare gli interventi, garantendo ai pazienti la sicurezza non solo del tessuto, ma anche la sicurezza di non incrociare percorsi attraversati anche da malati Covid. Non è un dato secondario. La seconda iniziativa importante che ha fatto Regione Veneto è stata quella di raccogliere un messaggio che era stato lanciato dal Ministero della Salute e da noi ovviamente ribadito, ed è stato il messaggio di considerare l'emergenza del donatore. Cosa si intende per emergenza del donatore? Si intende riflettere sul concetto che la donazione di un organo o di un tessuto è un bene che ha una durata limitata, ha una durata e una disponibilità limitata al momento della donazione. Nel caso della cornea la disponibilità è di poche settimane. A questo punto la Regione del Veneto ha emesso una direttiva che ha indirizzato i propri ospedali pubblici all'insegna della ripartenza dei trapianti di cornea. Questa direttiva è stata emessa il 21 aprile e corrisponde alla 17ª settimana dell'anno ed è questa asta blu-violetto. L'effetto lo vedete nel grafico successivo, se posso avere, ed è stato un effetto che per il Veneto, ma anche per tutti i cittadini italiani che vengono in Veneto con la speranza di riacquistare la vista, è stato un effetto straordinario. Potete vedere, questo è l'andamento non delle donazioni, ma delle attività di trapianto. Vedete che fra marzo e aprile le attività di trapianto si erano pressoché azzerate. Vi do degli indici: noi come istituzione rispondiamo normalmente di 80-100 trapianti alla settimana, quindi tessuti che vanno in giro in tutta Italia e qualche volta anche in paesi esteri. Eravamo arrivati a 4-5 trapianti alla settimana. È arrivato il Veneto che si è organizzato e i ritrapianti, vedete, sono ripartiti. E adesso probabilmente, mentre vi parlo, siamo vicini al raggiungimento delle nostre potenzialità, perché via via anche le altre regioni naturalmente sono ripartite. Quindi questo era un messaggio, mi pare interessante, che ci tenevo a darvi. La urgenza e il valore della donazione è stato da noi conservato nella nostra regione e le autorità regionali e la sanità pubblica, pur indaffarate nella gestione di un'emergenza drammatica, è riuscita a garantire il buon fine delle donazioni, comprese le famiglie che manifestano la volontà a donare. Vorrei aggiungere adesso un paio di pillole così di novità, forse un po' più scientifiche, ma che penso il Veneto si meriti, perché siamo al centro di una buona rete e quindi siamo riusciti anche, pur nell'emergenza, a ricavare delle informazioni utili
in questo periodo difficile, utili dal punto di vista epidemiologico e utili nel cercare di garantire la sicurezza dei trapianti di cornea. La prima informazione che vi do è che noi da marzo effettuiamo un tampone su ogni donatore di cornee e sto parlando di una popolazione che supera il migliaio nei mesi che abbiamo considerato. Bene, lo 0,5-0,6% di questi donatori, quindi diciamo un donatore ogni 200, è risultato positivo. Questo è un dato epidemiologicamente non trascurabile perché questi donatori avevano già superato tutti i filtri preliminari, quindi erano donatori totalmente asintomatici, e con un'anamnesi silente sia dal punto di vista clinico, quindi, e anche dal punto di vista dei contatti. Quindi queste sono state informazioni che ci hanno permesso di attivare a ritroso un'indagine sui contatti di questi donatori e a garantire lo spegnimento di potenziali focolai in presenza appunto di persone totalmente asintomatiche, quindi questo è un dato direi importante. I tessuti che sono stati prelevati da questi donatori li abbiamo studiati in collaborazione con l'Università di Padova e abbiamo visto due cose che vi anticipo, che adesso sono al vaglio della comunità scientifica perché sono delle scoperte, se volete, di nicchia, ma che producono delle informazioni che prima non si sapevano. La prima informazione è che il virus, quando è presente nel nasofaringe, è presente qualche volta anche all'interno dell'occhio della persona. E quindi questo corrobora ulteriormente una informazione che dice che nelle fasi durante le varie fasi dell'infezione il virus può potenzialmente albergare in tutti gli organi. La seconda però informazione è che noi nei tessuti dove abbiamo trovato l'RNA del virus, quindi una traccia inequivocabile che il virus era passato di lì, non siamo riusciti da questi tessuti a ricavare un virus infettante. Questa è un'informazione molto utile dal punto di vista infettivologico ed epidemiologico, perché sapete, per esempio, sappiamo già che nel corso dell'infezione, per esempio, tracce del virus possono essere trovate, faccio un esempio, nelle feci dell'ammalato, ma non sembra che queste tracce abbiano caratteristiche infettanti. Anche le tracce di virus che abbiamo trovato nei tessuti oculari da noi analizzati non hanno avuto capacità infettanti e l'abbiamo testato con strumenti molto poderosi, appunto in collaborazione con l'Università di Padova. Cosa diciamo in conclusione da tutto questo? Direi che queste informazioni sono molto utili perché le notizie sulla diffusione del virus nei diversi organi aiuteranno molto a migliorare le capacità di cura di chi si ammala, ma anche a prevenire la diffusione di questo virus così sfuggente, così subdolo, così inapparente. Grazie al cielo confermiamo anche noi che non sempre trovare l'RNA del virus vuol dire trovare un agente infettante e questo è in generale rassicurante. È possibile trovare donatori completamente asintomatici e con anamnesi apparentemente negativa per contatti che albergano il virus e questo è un dato epidemiologico che rende ragione del grande numero di tamponi che eseguiamo nella nostra regione. Dice il dato che ha senso quindi continuare a cercare i portatori di questo virus e l'ultimo dato è che grazie a un sistema regionale efficiente, grazie alla generosità delle famiglie del Veneto, il sistema dei trapianti della nostra regione continua a lavorare, è tornato a lavorare come prima dell'avvento dell'epidemia, in ospedali pubblici che hanno saputo trovare percorsi liberi da potenziale infezione nei confronti dei pazienti e con tessuti che fino ad ora non hanno mai prodotto trasmissione di virus.
e quindi per questo ringrazio una volta di più Regione del Veneto per l'ospitalità di oggi, ma la rete regionale trapianti e anche l'azienda ULS3 all'interno del quale sapete noi viviamo come organizzazione all'interno del padiglione Rama. Grazie. Domande? Allora, Emiliano, Verona così, Emiliano. Professore, buongiorno. Quando lei dice che avete comunque trovato dei tessuti che poi sono passati dal naso, faringe all'occhio, quei tessuti là voi non li avete utilizzati per i trapianti? Assolutamente no. E siamo sull'ordine di quanto? Appunto, noi abbiamo trovato complessivamente lo 0,6% di donatori positivi, se vuole il numero 4 donatori positivi. Questi 4 donatori hanno generato naturalmente 8 cornee. Ecco, di queste 8 cornee abbiamo trovato 2 tessuti positivi da 2 diversi donatori. Alla fine quindi il messaggio è: si tratta di eventi rari e la cornea, questo lo sapevamo abbastanza, si conferma non essere un grande veicolo di trasmissione di malattie. La cornea è un tessuto particolare, non ha vasi sanguigni e quindi diciamo ci aspettiamo che non sia molto efficiente, per fortuna, a trasmettere questo tipo di problemi. Però la medicina vive di probabilità, non di certezze, quindi è poco efficace, ma qualche volta il virus c'è. Solo che avendo anche questo ulteriore esame da fare, le modalità e la tempistica dei trapianti si allunga, nel senso che avete il donatore e poi dovete anche aggiungere questo ulteriore esame per vedere se c'è un'infezione o se c'è stata una trasmissione del virus. Siete comunque dentro i tempi per poter effettuare il trapianto, pare di capire? Guardi, uno potrebbe pensare questo, ma sono lieto di smentirla, perché grazie all'efficienza del laboratorio centralizzato di riferimento noi il tampone, se lo facciamo alla mattina entro le 10 e mezza, come qualsiasi tipo di esame sierologico, abbiamo il risultato nel pomeriggio. E quindi diciamo i tempi clinici non vengono assolutamente toccati da questo esame aggiuntivo. È stata toccata l'organizzazione, perché ovviamente un esame aggiuntivo ha comportato prima di tutto il fatto che dovessimo insegnare ai nostri medici che fanno i prelievi a eseguire un tampone nasofaringeo, che non è una procedura che era diffusa sul territorio tanto quanto lo è adesso. Probabilmente era una procedura pressoché sconosciuta, credo, a tutti noi. Emiliano. Professore, mi perdoni, ci sono stati dei casi di perdita di vista legata agli effetti, quindi all'eredità del COV2? Sappiamo che molti organi possono essere coinvolti con infiammazioni o appunto, ripeto, eredità devastanti. Gli occhi sono tra questi, la vista? Grazie. Fortunatamente no. I sintomi oculari, che sono sintomi tutto sommato esterni, cioè sostanzialmente una congiuntivite, rappresentano sintomi che fanno parte della categoria non dei sintomi tipici di questo virus. Cioè, i sintomi tipici rimangono quelli che conosciamo: la mancanza di respiro, la febbre, ma i sintomi oculari sono abbastanza rari e riguardano apparati esterni che poi guariscono, insomma, perché i tessuti della superficie dell'occhio hanno una grande capacità riparativa, quindi di fatto non abbiamo a oggi documentazione di compromissione irreversibile della perdita della vista per colpa del virus. Grazie. Filippo Tosato. Professore, lei ha ascoltato prima questi report del Presidente Zaia su questi nuovi positivi. Ci vuole dire la sua opinione in proposito? Allora, la mia opinione è un'opinione molto umile, perché sono un oculista, non sono un epidemiologo, primo. E noi viviamo all'interno di una realtà che probabilmente è poco rappresentativa di quello che avviene nella popolazione. Io mi lanterei se dicessi che con i nostri numeri noi possiamo fare delle inferenze sulla popolazione del Veneto o sulla popolazione normale. Noi maneggiamo bene i numeri relativi ai donatori.
In Veneto si diventa donatori di tessuti oculari fra i 4 anni, grazie al cielo pochissimi donano gli occhi in giovane età, fino a 79 anni. Quindi ci mancano fette tutto sommato ampiamente rappresentate di popolazione, in particolare quella degli anziani, e quindi i miei giudizi sono molto limitati da questa visione. Mi viene da dirle che concordo con quello che dice il governatore, che ho trovato molto ragionevole. Stiamo attenti perché non è finita. E credo che questa attenzione individuale sarebbe già un ottimo viatico per arrivare molto più sereni all'autunno. Tutto sommato le mascherine e la distanza interpersonale sono rimasti i due cardini di prevenzione su cui c'è accordo generale, su cui puntiamo tutti e che sono facilmente realizzabili in quasi tutte le fasi della nostra quotidianità. Se non ci sono altre domande, io ringrazierei il professor Ponzin e lo Grazie porterei davanti alle telecamere, però non è finita qui il professore. Non finisce qui, non è finito.